Non penso che ci sia stato qualcosa di sbagliato o che stravolga la realtà dei fatti. Si tratta di un provvedimento che, a mio avviso, gli italiani sentivano come qualcosa di necessario, comunque abbastanza anche urgente, perché è il momento di dare più stabilità ai lavoratori e cominciare a limitare fortemente il precariato, perché secondo me e secondo noi questa è la vera causa del fatto che in Italia non ci sono più investimenti e quindi c'è una chiusura anche del mercato, perché proprio il lavoratore che non può contare su un futuro stabile per sé, per la propria famiglia, se ce l'ha, non può ovviamente spendere più di quel che ha e di quello che può permettersi in quel dato momento. È chiaro che associazioni come Confindustria non sono mai state benevole nei confronti del Movimento 5 Stelle, si sono sempre accompagnate ad altre forze politiche che sappiamo bene insomma, di che provenienza sono, per cui non ci stupisce il fatto che si siano scagliati contro questo decreto, perché appunto non sono forze diciamo riconducibili a noi e anzi ci hanno sempre osteggiato, ma voglio dire, fino ad oggi che c'è stato un altro governo, i governi anche precedenti, quando magari avevano una voce in capitolo maggiore, non mi pare che siano stati fatti grossi passi avanti sul mondo del lavoro e sui diritti dei lavoratori. E come diceva appunto anche Padrin appena adesso, un altro problema grossissimo, quello delle agenzie interinali, quindi del lavoro a somministrazione, viene appunto limitato, viene fortemente imbrigliato, perché era una questione che non poteva più andare avanti così. Sappiamo che queste agenzie facevano quello che volevano, che non dovevano sottostare a nessuna regola per quanto riguarda il diritto del lavoro e avevano strada spianata, probabilmente per far piacere a qualche imprenditore, ma questa cosa andava assolutamente cambiata. E poi vorrei dire che nel decreto dignità ci sono tante altre cose di cui parleremo magari in seguito.